Cari custodi, ci siamo. Siamo in Riotterà degli Assassini, nel sestiere di San Marco. Come vi avevo anticipato in uno short, qui avvenivano fatti, quindi non leggende, cruente, di sangue, omicidi, assassini. Siamo qui, e come vi avevo già spiegato, per vedere se c'è ancora lo spirito, un'energia residua di qualche Codega, che era una persona che portava un lumino di fronte a dei nobili come bodyguard per le strade, per le calli di Venezia, o se c'è qualche vittima, l'energia residua di qualche vittima. Con me, anzi con noi, perché ovviamente non sono da sola, abbiamo degli strumenti, diciamo, non tecnologici, ma anche più tradizionali. Con me qui al collo ho la tormalina nera che scherma le energie negative, le assorbe e le elimina, perché in questo luogo sarà intriso in ogni pietra, credo, di energie negative. Abbiamo del sale che più tardi posizionerò a fianco attorno ad un lumino che ho portato, proprio per vedere se riusciamo a comunicare con un Codega. Ebbene sì, anche un REM pod, per riuscire a constatare se c'è qualche energia che si avvicinerà. Direi di non perdere altro tempo e di iniziare a scoprire se qui in questo luogo, ma credo di sì, avremo delle energie che avranno voglia di raccontarsi. Innanzitutto chiederò, con le campane di mezzanotte, chiederò il permesso a queste energie residue, a questi spiriti, a qualsiasi essenza, chiamiamola così, sia rimasta qui, il permesso appunto di comunicare. Prima avevo fatto un piccolo sopralluogo in questa calle, questa strada, e l'M1 si era illuminato proprio nel mezzo di questi due cippi, come si chiamano, perché appunto probabilmente all'epoca servivano anche per legare le imbarcazioni qui. Comunque, l'energia era fra questi due pilastri di marmo, di pietra listra, anzi, e in questo spazio qui. Il mio pensiero subito è andato che probabilmente qui in questo luogo è dove andavano poi a, nel vero senso stretto, incantonare le vittime. Riproviamo e vediamo.
Qui al momento sembra tranquillo, silenzioso. Come potete anche vedere, proprio qui alla mia destra ho messo un lumino perché parallelamente voglio provare anche con il metodo tradizionale di cui vi parlavo, il lumino, per vedere se c'è uno spirito di codega, appunto. Questo momentaneamente lo lascerò qui. Proviamo. Quindi chiedo se c'è lo spirito di un codega o comunque una energia, se ha voglia di comunicare attraverso questa luce, se si riconosce in questa luce. Metterò del sale attorno, giusto perché l'energia resti marginata, che non possiamo sapere se è comunque positiva o negativa. So che non si vedrà moltissimo, ma comunque è stato fatto un cerchio, che poi ovviamente elimineremo. Ok, credo che possiamo iniziare con il REM. Tengo comunque sempre in mano l'M1, che all'evenienza abbiamo diciamo il dispositivo elettronico e quello tradizionale. Adesso c'è leggermente un po' d'aria, quindi la fiamma probabilmente è dovuta a quello che si muove. Vediamo ora con le parole del REM cosa ne esce. Allora, la prima parola è scrivere. C'è qualche energia che ha voglia, residua qui, un Rio Terà degli Assassini? Scrivere forse è inteso proprio nel REM che dà delle parole scritte. 26. Sto cercando di vedere se ci sono dei numeri qui. Scrivere 26? Forse è un'età, come primo pensiero. Sei un codega? Religioso. Mm. Beh, non è detto che non sia anche un religioso, magari è stato preso di mira, perché no? Magari giovane. Febbre. Planchette. Quando si parlano di metodi più tradizionali. La planchette, se non sapete, ma suppongo di sì, dai, è quello che si utilizza per fare le Ouija, le sedute spiritiche, ma non è esattamente quello che andremo a utilizzare oggi. Comunque, carcassa. Parola interessante per questo luogo. Beh sì, poi sono stati trovati molti corpi probabilmente, molte chiamiamole carcasse. Lamento. Penso che ci stiamo avvicinando al dunque, al discorso qui. Carcassa e lamento. Beh, è un dato di fatto che qui sono stati commessi
Come parlavamo prima, cosa dicevo? Che qui con la planchette si potrebbe fare quasi, sembra che voglia, però non posso in questo momento accontentarti perché io non so chi tu sia. Non so se tu sia un'energia buona o cattiva. Infatti, bestemmia. Certo che da religioso a bestemmia si è fatto un salto. No, immaginavo che ci potessero essere colpo, delle energie pesanti qui. Diventare. Colpo, diventare. Ah, forse volevano fare un colpo? Impaziente. Sembra quasi adesso, come dicevo prima, che si stanno avvicinando al discorso, al dunque, al fulcro del discorso. Scusate, ho sentito un rumore. Che stiano parlando due persone, che stanno probabilmente anche parlando nel fare un colpo. Donare. Quindi non è un codega. Siete degli assassini? Siete delle persone che qui hanno commesso degli omicidi? Persone. Trarre. Forse sono arrivata già alla conclusione giusta. Incendio. Trarre incendio. Forse stanno un po' cambiando discorso. Analizzare. Tutte le energie che sono solo qui per arrecare danno, fastidio o qualsiasi altro tipo di gesto non è accetto e non è permesso, non vi è permesso. Io vorrei tanto chiedere se qui c'è un codega. Ora è uscita prima che dicessi questo è uscita la parola vivere. Dito. Ora è uscita la parola pendolo. L'unica cosa che mi viene qui da pensare è questo tipo di pendolo che io ho al collo, o che abbiamo noi, probabilmente le nostre difese. Partire. Ora è la parola. Allora, nascosta. Sì, secondo me qui prevalentemente ci sono delle energie, come già vi avevo detto, energie forti, negative, è normale. Ora è uscita la parola magia, però penso semplicemente perché c'è questo, c'è la candela, c'è il sale, ci sono delle protezioni che magari non si aspettavano. Piantare. Sì, noi siamo con i piedi ben saldi qui e forse posso intuirlo così e non abbiamo intenzione, tra virgolette, di farci intimorire. Però per avere più la certezza che qui
non so, io mi sento che vorrei provare ovviamente il REM pod, perché comunque ve l'ho già detto ed è giusto per vedere se ci sono proprio delle energie che scorrono in questi punti. E il REM pod serve proprio a questo, a livello elettromagnetico suona e si illumina se ha qualche energia che va contro il suo campo elettromagnetico, nel suo raggio, ma anche vorrei riprovare, che avevo fatto in uno dei primissimi video, quello della EVP. Electronic Voice Phenomena. Sì, in realtà io intendevo in un vecchio video, quello della monaca infelice nella sestiera di Castello, avevamo provato la Ghost Cam. Quindi sì, ci terrei a provare entrambi, Ghost Cam assieme al REM pod. Momentaneamente magari chiudere il REM delle parole, il generatore di parole, perché ci sono momenti che comunicano, sembrerebbe tra di loro, e altri invece che si ritrovano in una situazione non ben chiara, non ben definita e forse non capiscono probabilmente quello che sta succedendo. Qui è venuta fuori la parola fidanzato. Ok. Luce. Forse piano piano stiamo arrivando al codega. Chiedo se c'è un codega qui. Io vorrei tanto parlare con un codega, con una figura del codega, per sapere se ha qualcosa da dire, perché ovviamente gli assassini abbiamo già visto cosa possono dire, che volevano probabilmente fare un colpo, che probabilmente si stavano organizzando per qualche altro omicidio. Ci sei? Infatti, vedete, vi sto parlando di queste cose e loro cosa dicono? Ok, faremo una piccola pausa. Magari riproviamo con quello che vi ho detto, in modo tale da riuscire a comunicare con un spirito magari più... adesso non è uscita la parola autunno, più tranquillo. Ci terrei veramente se riuscissimo a comunicare con un portatore di luce.